Amici bellini, no, il microfono lontani. Amici bellini, forse un poco meglio così, non lo so. Di corsa. Siamo di corsa perché era una serata e l'altra, era ieri, l'altro ieri, poi dopo mo c'ho una pomeridiana, quindi dobbiamo fare in fretta. Ci sono delle novità di cui insomma avete visto sicuramente nella copertina, quindi cominciamo. Allora, amici miei carissimi, amiche proprio preziose, perché le amiche sono preziose. Dove sta? Gaetano di Napoli tra gli ultimi iscritti, e voi che siete gli amici della prima ora, vi prego di controllare se siete ancora iscritti, perché YouTube non me la conta giusta. Può essere, perché se io chiedo, quelli mi rispondono: no, ma magari qualcuno si è disiscritto, le iscrizioni fluttuano, ed è probabile. Può essere pure che vi siete annoiati di me, eccetera eccetera, e quindi ma non voglio sentire più, basta, c'ha disiscritto, oppure qualche lurcatore che seguiva e ha seguito quello che ha seguito, non vuole seguire più, e può essere. Però io non mi trovo, perché di solito queste fluttuazioni capitano quando io prendo delle posizioni sai, belle definite, cose che uno non si vuole sentir dire. Negli ultimi video non è stato così, quindi se scendono i numeri o si bloccano addirittura, c'è qualcosa che non va proprio a livello non di algoritmo, ma proprio di programmazione. Quindi lasciate i like per smuovere questa cosa e controllate che siete iscritti ancora, perché non mi trovo, lo dico proprio tranquillamente, non c'è nessun problema. Quindi arriviamo a 600 like 600 like che non bastano se ovviamente ci troviamo ancora in una situazione di emergenza assoluta a livello di infortuni, e ognuno poi può pensare: ma i preparatori atletici, oppure Spalletti con le più sostituzioni, gestione della rosa diversa. A voi l'ardua sentenza di commentare questa situazione. Dobbiamo parlare di Insigne out, non hashtag Insigne out come Gattuso out all'epoca, ma di un infortunio che probabilmente lo terrà fuori, anzi no, probabilmente le convocazioni sono arrivate e quindi Insigne non sarà della partita domani. Nel frattempo però, ieri io come ho concluso il video ieri, ascoltate un attimo, perché oggi gioca il Milan con la Salernitana, un miracolo della Salernitana, difficile, però con prudenza. Ecco, con prudenza uno può pure pensare. Ecco, e quindi io adoro questa cosa un po' della prudenza, insomma, chissà, perché poi può anche essere, eccetera, eccetera, l'effetto Nicola, perché poi la base a Nicola, perché io ho guardato la partita con insomma Salernitana Milan e ho notato una cosa in particolare, perché poi l'imponderabile, no? Perché capita che avevi anche l'occasione per farne un altro e Bonazzoli va con la Rabona perché magari col destro non si sentiva sicuro, eccetera eccetera, un Magnan che si stava mangiando la partita con una prestazione non eccezionale, qualche paperotta. In un'occasione del genere puoi approfittarne, però no, perché poi alla fine Rebic segna con Sepe proprio immobile, Sepe sedia che non para. Sepe deve essere quando mai gioca titolare, non è secondo a nessuno. Quando si parlava di Sepe come eventuale secondo di Meret nel caso di Ospina, se ne è parlato tutti gli anni, ma titolare assoluto. Vabbè, nel frattempo però noi dobbiamo registrare che dopo il 2-2 la Salernitana con coraggio e con personalità non si è schiacciata, e quindi un applauso va all'allenatore, a Nicola, perché li ho visti belli alti che continuavano a pressare alto, mantenevano le posizioni bene e non hanno permesso al Milan di fare
l'attacco finale in un certo modo, eccetera eccetera. Un Leao che pure l'ha sfiorata con la rovesciata, eccetera eccetera, però non era in quella forma straordinaria, e capita anche questo. E quindi in una giornata molto particolare, perché la stessa Roma viene alla fine a salvare un risultato che strappa il pareggio al Verona con i giovanotti, gli stessi giovanotti che poi Mourinho diceva: come facci a giocare con sti giovani, non è vero, dovete comprarmi tutti i campioni, e invece sono proprio i giovanotti che l'hanno salvata in extremis. E quindi la Roma 2 punti non presi, perché comunque col Verona tu sei chiamato a fare risultato, e la Juventus così, e l'Atalanta oggi nelle polemiche più assolute perde con la Fiorentina, e c'era un gol di cui si parlerà. Io non l'ho visto, mi arrivano però miliardi di fotografie, di notifiche, di video e di mini video. Ne parlavo con l'amico Otis, insomma, sembra, a me dà l'impressione che l'Atalanta stia vivendo una situazione simile a quella che ha vissuto il Napoli con Ancelotti. Voi vi ricordate, era l'inizio in cui io facevo il video, magari qualcuno di voi se lo ricorda pure. Noi cercavamo fino alla fine di non dare troppo peso alle schifezze arbitrali evidenti che abbiamo subito in quella stagione, proprio clamorosi, proprio cose inaccettabili che tu dici: ma come si fa in tempi di VAR ad accettare cose del genere? E invece avvengono. E noi cercavamo sempre di dire: sì, però qualche sostituzione, sempre le formazioni diverse, magari i giocatori non hanno la personalità di fare la scelta, l'ultima scelta, il Napoli deve essere questi giocatori imboccati col cucchiaino per fare certe scelte, eccetera eccetera. Insomma, uno non ci vuole pensare al complotto arbitrale così fino alla fine, proprio fino alla fine vi deve uscire. Però cerca sempre di pensare a cosa uno ha sbagliato, perché magari non ti danno il rigore, ti annullano un gol, danno un rigore inesistente agli avversari. Vi siete iscritti al canale Telegram? Potrebbe essere, vedete, tin, tin. Se vi iscrivete al canale Telegram ne ricevete una al giorno di notifica, non come me che ho il telefono in fiamme sempre, ma perché musica, perché eccetera. Quindi uno non vuole fare complottismo, però l'Atalanta, ecco, io la devo dire come me la sento, mi sa che hanno dato il benvenuto agli americani, nel senso: vi siete comprati l'Atalanta, pensate di fare quello che pensate, le tenete le magliette a strisce, ma sono delle strisce più sottili rispetto ad altre situazioni. L'ho detto, dislike, si iscrivete al canale, non fa niente, non ha importanza, però mi sa proprio così, perché nella paura, no? Avevate paura, pagliacci. Non è questione di paura, è questione di possibilità, è questione di conteggio di punti. Non possono rientrare nella lotta a scudetto, e almeno devono sicurare, ecco, they have to secure la posizione in Champions, il 4º posto, perché se il Napoli decide improvvisamente veramente di andare in continuità e di continuare a fare punti, non ci possono beccare. E quindi, che sia terzo, secondo o primo posto per il Napoli, la Juventus deve lottare punto a punto col coltello tra i denti con l'Atalanta, e così lo stabilita dall'inizio della stagione, ragazzi. Queste 3 squadre, Napoli, Juventus e Atalanta, ogni tanto la Juventus ti dà quella sensazione che stanno risorgendo dalle ceneri, che giochino bene o giochino male, ti recuperano, ti trascinano indietro. Però il Napoli in questo momento è padrone del proprio destino, e quindi se fa quello che deve fare contro le squadre piccole, lo ripeto, e quindi il mio è un richiamo all'attenzione assoluta, perché questo è il momento, il famoso quando, questo è il momento dove non puoi permetterti di steccare, perché altrimenti tutte le cose belle che ci fanno sognare nelle altre partite, uno gufa un pochino, che gli avversari, mi sembra logico, e tu sprechi tutto senza approfittare. Allora, se il Napoli ne approfitta, benissimo. La vittima sacrificale potrebbe risultare in questo momento l'Atalanta, perché poi lì ci siamo. E quindi l'Atalanta, silenzio stampa, eccetera eccetera, storie già viste e vissute e sentite tra un poco
gioca anche l'Inter, io sarò in macchina, quindi non è possibile, magari ascolto per radio, eccetera 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 eccetera. Domani sarà anche una situazione particolare, voi state tuned su tutti i social perché non so, veramente non so che cosa succederà. Al volo andiamo un attimo sull'Abrabam del campo, come si fa? Così, perché a questo punto cambiano delle cose. Io ho azzardato una formazione che non è necessariamente questa e non è obbligata, perché Osimhen è stato convocato, però mi arrivavano queste notizie di Osimhen in dubbio eccetera eccetera. Fabiano lo confermiamo perché si è allenato in gruppo. Ho messo Mertens qua per due motivi, un pochino perché sto pensando che c'è anche il Barcellona giovedì, allora se Osimhen non è al 100% potrebbe essere plausibile anche per una questione di gerarchie e di logica deduttiva. Non lo rischio, perché comunque il Cagliari picchia, non rischio di peggiorare la situazione di Osimhen che aveva già giocato contro il Barcellona col ginocchio gonfio, metto Mertens lì con un'eventuale Petagna che può entrare nel secondo tempo, e se dobbiamo recuperare corna facendo una situazione particolare tu puoi anche lasciare Mertens in campo e decidere di spostare uno di questi qua in panchina e quindi mettere un Petagna così e metterci Mertens dietro, cominciare in questo modo, sempre che ragazzi Osimhen dice no, io sto benissimo, faccio questa 90 minuti e faccio pure la prossima, e allora non c'è problema, ci mettiamo Osimhen qua, e potrebbe aver senso metterci subito Mertens dietro, insisto, anche perché guardateli, tutti i centrocampisti sono in campo in questa formazione, perché Demme deve giocare, Lobotka non recupera, Anghissà non recupera e quindi giocherà Fabian, Elmas deve giocare qua perché Insigne non è disponibile, quindi questa è la prima scelta secondo me di Spalletti. In questa zona ovviamente ci può andare Zielinski, ci può andare un asse adattato che ogni tanto l'abbiamo visto anche dirottato a sinistra, non c'è dubbio, però non avendo anche Politano e Lozano eccetera eccetera, in questa zona qua nel secondo tempo ci può ipotizzare un Malquit e non altro, o ci sposti un Elmas dall'altra parte, ma in questo momento questa è la condizione. Abbiamo i nostri Osimhen in questa zona qua, sempre nel dubbio, Zielinski, qua ci mettiamo un Petagnone, ma nel senso poi ci sposti Mertens dall'altra parte, in questa zona Malquit come eventuale possibilità, qua nulla, qui sempre la situazione Juan Jesus, Gulam, se Gulam vuole fare uno sforzo e se ce la sentiamo insomma di rischiarlo eccetera eccetera, lo stesso Tuanzebe, Manolas rottissimo sempre, abbiamo comprato un Tuanzebe che è rottissimo sempre anche lui, e quindi coerenza e mentalità, su questo non c'è dubbio. Signori miei, da New York Valerio Fluido è tutto, attenzione, orecchie drizzate, perché vediamo come poi possono succedere le cose imponderabili nel calcio. Sul lungo le statistiche e i numeri non mentono, però nella partita secca attenzione, e quindi il Milan perde una grossa occasione di confermarsi alla testa della classifica, l'Inter potrebbe approfittarne tremendamente contro il Sassuolo, il Napoli deve fare il proprio dovere e fare il risultato pieno a Cagliari se vogliamo veramente avere queste velleità di stare tranquilli per la Champions, proprio tranquillissimi, e poi magari tenere uno sguardo all'imponderabile. Ecco, teniamolo uno sguardo all'imponderabile, perché uno ci piace pure la possibilità eccetera eccetera. Beh, vediamo, si trasformino sempre le difficoltà in opportunità, e anche questa qua per esempio Insigne è out, va bene, purtroppo è così, che ci vogliamo fare? Elmas in una zona dove si trova più a suo agio, chissà. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.